Scatman's World. Dopo la grandissima vittoria di Misano va di Aragon, purtroppo qualificazione non positiva, è un trend un po' negativo con le qualifiche. Siamo arrivati noni nella, come si dice, nella Q1, quindi insomma, fate voi il calcolo, non bene insomma nel totale. Niente ragazzi, chiaramente speriamo in una gara molto diversa, insomma una gara molto simile a quella di Misano e molto diversa da quella di Silverstone. C'è ancora una minima speranza per il titolo, però è chiaro che devo molto migliorare in qualifica nelle gare dove non amo, perché se è vero che in gara è un po' più semplice, per come dicevo l'altro anno, questa è almeno la mia teoria, avendo i punti di riferimento degli altri piloti, qualche appoggio come indiano, magari riesci un po' a fare le curve in maniera perfetta, è che è vero che in qualifica da solo, se non sei perfetto nel tracciato fai veramente fatica. Poi la moto ancora comunque, insomma, finito lo sviluppo, non è certo una moto top, vediamo un po' cosa fare. Raga, andiamo. Raga, andiamos. Aragon. Tappone Aragon. Gara spagnola. Vediamo cosa riusciamo a fare. Occhio. Sta calmo Kuma. Ecco qua, disarcionato subito il Kuma. Subito rischio come niente. E si chiama. Devo andare piano come Misano, solo che non sempre il culo. Clamoroso. Eccola là. Pazzie comediane maschili. Ma io godo comunque. Come rischia 15esimo. Ma ste ultime 3 qualifiche ragazzi, veramente una minchiata, non bene le ultime qualifiche. Sono tornato un po' come i vecchi tempi in qualifica, c'è una pippa. Come hanno scritto anche i giornali, il commento è quello delle rimonte impossibili. Dai Fly. Pianino, chi va piano, va sano e va lontano, dai, dai. Ok, vizioso e così indietro, incredibile. Un po' di pazzi davanti che cambiano traiettoria. Vabbè, qua a puntare la vittoria là. Cioè, paradossalmente mi sembra più dura che a Misano. Vabbè, vediamo insomma, dai. Quando siamo 12esimi. Siamo secondi nel mondiale, la terza stagione, alla prima nella classe regina, più di così onestamente non potevo far. Invece devo arrivare almeno tra i primi 3. Avremo le ultime gare che insomma qualcuna è favorevole e qualcuna meno. Moteggi abbastanza, si paga molto. Filippo Isola dipende e Valencia abbastanza, quindi insomma gare ancora ce ne sono. Diciamo che Aragon è sempre stata una gara alternante, bei risultati e brutte battute dal resto. Ma non c'è molto il ritmo sinceramente in questa gara, io lo laccio ancora. Lungo. Non è sempre Natale, come non puoi sempre rimontare, cazzo. Sto prendendo le curve proprio nella sbagliata. Vabbè. Ormai sono già qua proiettato comunque alla prossima stagione, che è quella a Fiori dove dobbiamo vincere, anche perché non posso ritrovarmi come l'altro anno che con MotoGP 13 ho vinto mi pare la 6ª, 7ª stagione nella classe regina, non posso proprio permettermelo perché poi ragazzi esce FIFA 15 e quello me lo voglio veramente giocare all'impazzata, Vabbè, come 10° posto. Oh, Will Smith da superare, prendiamo la scia di Will. Ora cerchiamo di fare più punti possibili. Più punti riusciamo a fare, chiaramente meglio è. Lorenzo vuole vincere la terza stagione. Dopo le prime 2 vinte da Marquez, ripeto da quando c'è il comedone sotto gioco. La terza la vuole vincere Lorenzo.
Ho sbagliato, l'ho preso in pieno. Volo al cume. Cosa ho fatto? Proprio sbagliato completamente la traiettoria. Gli sono andato proprio addosso per guardare la classifica, non ho parole. Per guardare la classifica, coglione di merda. Questo è pesante. Ma Dio santo. Per guardare la classifica li sono andati in bocca, non ci credo. Solo il cume può fare queste cose. Dio mio, vabbè. Comunque non l'avrei mai vinto, onestamente, qua. Però cerchiamo di recuperare le più posizioni possibili. Comunque mi è andata bene, diciamo nella coglionata mi va anche bene perché non ho distrutto la moto. Comunque sono ancora vicino a un bel po' di moto. Dai che me lo sento, la prossima stagione sarà quella della vittoria, quella della consacrazione crudele. No, ho rischiato tanto sotto la moto partire. Ok, ne avevo un bel po' da superare, i primi sono veramente in una fuga devastante, Ma che incidente, io guardo la classifica e tac, mi becco, non so neanche chi forse l'inominabile, non so che ho beccato, beh dopo c'è il video, quindi dopo insomma si vede, però veramente l'ho preso in pieno, se succede in realtà una cosa del genere ho paura che sia dura per tutti i selvaggi, vabbè, non ho posto, pazienza, poteva andare molto meglio, almeno sesto o quinto potevo arrivare, però devo prendere in bocca le persone, allora è giusto così, no? Va bene, insomma, così almeno non pensiamo al mondiale, guarda dov'è? Lorenzo? Diamo uno sguardo alla classifica finale. Dove cazzo è Lorenzo? No, out Lorenzo. Non ci credo. Potevo recuperare un sacco di punti. Meno 21, meno 34 sono. Però il mondiale non è chiuso, proprio per niente. Incredibile Lorenzo out. Vabbè, raga, sotto il comandone veneziano, questo mondiale è incredibile. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.